Buongiorno a tutti, bentornati a Parlando Liberamente, la nostra intervista settimanale con i protagonisti della politica, dell'attualità, del giornalismo. Oggi eccezionalmente, lievemente anticipata, dovremmo avere già con noi il direttore editoriale di Libero, Daniele Capezzone. Ci sei, Daniele? Presente agli ordini, direttore, come stai? Buona mattina. Io abbastanza bene, anzitutto bentornato su Radio Libertà. Tu stai bene? Una gioia per me sentirti. Eccomi. Ti ringrazio. Allora, noi oggi faremo una chiacchierata, io spero felicemente atipica, perché mai come in questo caso parlare di un libro significa parlare dell'incendio della contemporaneità, cioè della cronaca drammatica che sta avvenendo sotto i nostri occhi. Il libro è il tuo ultimo, appena uscito, Trumpisti o maschisti, comunque fascisti, sinistra a caccia di nemici per PM. Forse potrei, io aggiungerei, diciamo, non progressisti e quindi fascisti, no? Perché chiunque, come dire, non rientri in quell'etichetta viene automaticamente, non gli viene messo il fez in testa. Ma al di là di questo, perché dico che mai come in questo caso la presentazione del libro e la cronaca coincidono? Secondo me le parole migliori per spiegarlo sono le tue, e inizierei eccezionalmente leggendo un breve estratto, se sei d'accordo, perché non si può, come dire, raccontare meglio quello che stiamo vivendo. Tu scrivi: in ogni caso non si scherza più, anzi non c'è proprio alcun motivo per farlo. Secondo un report del Network Contagion Research Institute, 38 americani su 100 considererebbero giustificabile l'assassinio di Trump, che già qualcuno ha almeno 2 volte provato a far secco, e ben 31 l'eliminazione di Elon Musk. Attenzione, se si restringe il campione agli elettori di sinistra, le percentuali si impennano fino rispettivamente al 55 e al 48%. Capite bene che ogni argine è stato travolto, ogni tabù abbattuto fino all'eliminazione fisica del nemico. E non era ancora risuonato quel terribile sparo nel campus dello Utah che ha messo fine alla vita di Charlie Kirk. Cosa avevi visto? Come dire, la nostra è ormai ufficialmente l'epoca dell'odio politico? Ma ti ringrazio per aver scelto questo passaggio, che è il più inquietante. Il libro è stato scritto lungo 9 mesi, è stato consegnato a luglio e non potevo sapere quello che sarebbe accaduto il 10 settembre. E quindi grande previsione, ma no, ma quale previsione, ma quale profezia? Credo, vale per te, vale per me, fosse sufficiente, come in un gioco di enigmistica tra i più banali, unire i puntini. Unire i puntini ed esce un disegno orribile, ma un disegno nel quale, va detto, a volte anche da destra, ma incomparabilmente più da sinistra verso destra, non c'è solo la contrapposizione che noi amiamo, che è il sale della democrazia, eccetera, ma c'è questa idea per la quale il nemico è Satana. Dunque, se vince Satana siamo tutti indemoniati, non c'è più democrazia, e se tu lo dici, lo ridici, lo scrivi, i tuoi intellettuali lo gridano, lo spiegano, ogni giorno il latte che viene prodotto da queste mammelle culturali, politiche, mediatiche è questo, e qualcuno se ne alimenta, e poi qualcuno che passi ai fatti si trova. Insomma, per Berlusconi fu la statuetta, per Charlie Kirk è stato un colpo di fucile, Trump ci è andato vicinissimo l'altra estate. Tutto normale? A qualcuno mi pare sembri normale, al punto che è iniziato, come ricorderai, dal 10 sera il processo alla vittima. Ah, certo. Cioè, il processo, come dire, a reti editoriali unificati. Devo dire, ancora ieri sera ho visto una caricatura di Charlie Kirk a Piazza Pulita come un incrocio tra Himmler e Göring, non so come dire, cioè siamo veramente... ecco, mi viene da chiederti perché c'è questa... tu individui nel libro, parli di una coazione a ripetere, no? Delle classi dirigenti, diciamo, progressiste del mainstream mediatico che tiene il loro bordone, che si articola sulla demonizzazione dell'avversario e sulla dimenticanza di questo dettaglio trascurabile che sono gli elettori. È forse questo il meccanismo che spiega
questo impazzimento in cui siamo intrappolati? Sì, con un elemento in più, un aggravante, diciamo, no? In qualunque gioco, anche di squadra, che si tratti di calcio, di pallavolo, di pallacanestro, eccetera, anche la, diciamo, tua tattica di gioco è un po' anche collegata al tipo di avversario che hai di fronte, l'analisi dei punti deboli e dei punti forti del tuo avversario, e quindi fermo restando il tuo spartito principale, ci sono degli adattamenti, degli aggiustamenti, delle appunto tattiche, e invece no, qui qualunque sia la tipologia di avversario di destra, lo schema è unico, l'avversario è sempre fascista, quindi che si tratti di destra liberale, di destra sociale, di destra falca, di destra colomba, di tecnodestra, il nemico è sempre fascista. Guarda, a me veniva in mente, poi prima o poi bisognerà recuperarla, la prima pagina dell'Unità, allora organo del Partito Comunista, del 6 novembre 1980. Dice, ma che cos'è il 6 novembre 1980? È il giorno in cui i giornali italiani commentavano l'elezione di Ronald Reagan. Certo. Titolo: inquietudine nel mondo per l'elezione di Reagan. Loro stavano con Brezhnev, stavano appresso al colbacco di Brezhnev e presentavano l'inquietudine. Da quel momento facciamo insieme la cavalcata, tu sei ancora più attento di me alle cose americane, da quel momento invariabilmente, chiunque, se democratico eletto, era un santo, era l'alba del nuovo giorno, chiunque, se repubblicano venisse eletto, era un pericolo per l'umanità. Dopo Reagan arriva Bush padre, figlio della mignotta. Dopo Bush padre arriva Clinton, grande speranza democratica. Certo. Dopo Clinton arriva Bush figlio della mignotta, guerrafondaio pericolosissimo. Dopo invece arriva Obama, che meraviglia, yes we can. Poi arriva Trump 1, che vergogna, un disastro, un catastrofe, figlio della mignotta. Poi arriva Biden, lucidissimo Biden. Poi ritorna Trump, figlio della mignotta. Ora, si può descrivere il mondo, e ripeto, per stare sul lato dei repubblicani, Bush padre era molto diverso da Bush figlio era molto diverso da Trump, eccetera, eccetera. Ma lo schema è sempre lo stesso, e qui in Italia, come era Berlusconi, fascista, come è Salvini, fascistissimo, come è Meloni, fascistissima. Lo schema è sempre lo stesso. Ora, francamente, tutto questo, se la prendiamo in una giornata di buon umore, ti dimostra una propensione infantile della sinistra, però se la prendiamo in una giornata di preoccupazione, ti dice che poi qualcuno pronto a menare le mani o a risolvere per via di fatto la cosa si trova. Sì, cioè anche perché diciamo un gioco del mainstream in questi giorni è stato quello di diciamo confinare la tragedia di Charlie Kirk, per chi ha ammesso fosse tale, al di là dell'Atlantico, no? Ma la cronaca anche di ieri, ed è la notizia su cui tu hai fatto l'editoriale oggi su Libero, ci dice che mutatis mutandis il clima è diffuso anche al di qua dell'Atlantico, perché ieri è apparsa questa scritta sciocca alla stazione di Torino: Meloni come Kirk. Ieri Salvini a un evento è stato accerchiato dai Propal, tant'è che ha dovuto dire ma non possono arrivare a mezzo metro da me, no? Insomma, un minimo di sicurezza. Allora, come dire, non è che riguarda solo lo Utah o solo l'America quella tragedia, no? Riguarda i nostri tempi. Ma non c'è il minimo dubbio, ma come si fa a non vedere il clima che si sta creando qua? Perché ieri è stato il giorno di Meloni, un'altra volta è il giorno di Salvini, l'altra settimana una grillina, forse nemmeno rendendosi conto della gravità delle parole, accosta Tajani a un influencer prezzolato, eccetera. Ma se tu cominci a fare, diciamo, una semina di questo tipo, va bene. Poi c'hai le manifestazioni al grido di blocchiamo tutto, ma ragazzi, blocchiamo tutto, è illegale. Cioè ci hanno fatto una testa così con la legalità, e abbiamo delle manifestazioni convocate, vorrei dire
esplicitamente convocate al grido di bloccheremo treni, aerei, stazioni, circonderemo, così, e va tutto bene. E Schlein dice, che bello, non dobbiamo criminalizzare le proteste, eccetera. Poi c'hai lunedì scorso, diceva no, ma era una minoranza isolata, 78 poliziotti feriti. Ora, anche un bambino piccolo capisce che per ferire 78 agenti serve dall'altra parte una massa d'urto molto significativa. Che altro serve per capire dove stiamo andando? Sì, forse serve questo trittico, che prendo dal tuo libro ovviamente, Ti rigiro, di paesi che ti metto in fila, e poi un discorso. Il trittico è Romania, Francia, Germania, no? Sì. Che, come dire, dalla tua ricostruzione sono un po' 3 stazioni di un calvario, il calvario della libertà nel continente che ha generato, no, la nozione stessa di libertà. Il discorso è quello di Vance a Monaco. Perché le due cose sono collegate e cosa rappresentano? Ecco. Perché ormai agli occhi ahimè, della fazione dominante a sinistra, la destra è ontologicamente illegale. Cioè, non so se rendo l'idea, per il fatto stesso di esistere non va bene, e quindi ogni arma va presa in considerazione. In Francia possono vincere? E allora attacco giudiziario a Marine Le Pen. In Romania stavano per vincere? E allora si continua a votare finché il popolo non vota nel modo giusto. In Germania c'è AfD in crescita, cordone sanitario, non basta neanche il cordone sanitario, e allora in questo caso con contributo dei servizi si stabilisca che quello è un partito canaglia che può essere soggetto a intercettazioni, infiltrazioni, cioè a metodi con cui qua si contrasta la criminalità mafiosa. Per carità, sono tutte situazioni diverse, ma in una forma o nell'altra il meccanismo istintivo, temo in qualche caso perfino inconsapevole, e dal mio punto di vista l'inconsapevolezza non è un attenuante, è un aggravante, volti a considerare come cittadini di serie B quando va bene il 26, 27, 28% della popolazione, quando va male la maggioranza assoluta della popolazione. Sì, certo. Tra l'altro il fatto che questa cosa attecchisca e scomodi l'Europa è particolarmente inquietante. C'è un'immagine efficacissima del tuo libro, anche perché poi mi autocorreggo, bisogna distinguere tra Europa come storia, cultura, identità e Unione Europea come euroburocrazia. Tu dici l'Unione Europea è come un trompe-l'œil. Ci vuoi spiegare questa metafora? Secondo me è molto significativa. Diciamo, quello è un gioco di illusione ottica che viene usato, che fu usato dai pittori del passato. Io ho l'impressione che oggi l'Unione Europea sia una specie di grande gioco visivo e di grande illusione, un'impalcatura alla quale non crede più nessuno. Ci sono ancora, diciamo, questi sacerdoti che celebrano i loro riti, ok, in qualche caso riti molto dannosi, patto di stabilità, eccetera, ma ormai non ci crede più nessuno. Guarda Macron, che sarebbe il campione degli eurolirici, è ormai diventato il professionista di convocazioni del tutto a piacere, con format totalmente diversi, si dimentica sistematicamente dei 27, una volta a Parigi ne convoca 4, una volta ne convoca 5, una volta si sente con la Gran Bretagna che sta fuori. Questo è Macron, sarebbe il capo degli eurolirici, diciamo. La stessa von der Leyen è ormai una marziana, totalmente screditata non solo in Parlamento, ma agli occhi della stragrande maggioranza dei cittadini europei. Ma voglio dire, ma poi chiudiamo gli occhi, dal 2008 a oggi, a volo d'uccello, prendi crisi finanziaria 2008-2009, crisi greca, crisi migratoria, Covid, guerra in Medio Oriente, guerra in Ucraina. Sono stati almeno 6 eventi critici macro. Alzi la mano chi possa dire che l'UE abbia giocato un ruolo positivo in almeno una di queste 6 crisi. Niente. Nella migliore delle ipotesi è stata inutile, più spesso è stata dannosa.
Indubbiamente. Tutto questo porta secondo me all'alternativa con cui tu più o meno chiudi la tua riflessione, che tu indichi in due modelli, ormai antitetici, anche se entrambi attecchiscono in Occidente. Tu dici con il demos o senza il demos. Con il demos, con tutti i difetti, il fatto che la democrazia per definizione è perfettibile, è quello che c'è ancora in America. Senza il demos è quello che sta accadendo in Europa. Ecco, come si fa allora a riconnettere il legame con quel dettaglio della democrazia che è il demos? Purtroppo noi Italia, siamo stati il laboratorio di questo, perché insomma non è che ci possiamo girare intorno. Dal 2011 al 2022, per 11 lunghi anni con l'interruzione di uno, noi abbiamo avuto dei governi che erano, per carità, dal punto di vista costituzionale formalmente legittimi, avevano la fiducia delle Camere, quindi formalmente il dettato costituzionale non è stato violato, ma la volontà popolare è stata sistematicamente bypassata. Cioè noi abbiamo ormai un meccanismo di sistematico bypass degli elettori, da attuare in varie forme, in qualche caso con i governi tecnici, in qualche caso col vincolo esterno, in qualche caso con patti di stabilità, in qualche caso con cordoni sanitari europei o applicabili a questo, a quel partito, a questo o quello schieramento. Io dico, perché nessuno di noi è Cappuccetto Rosso, la battaglia politica è fatta di tanti strumenti e in qualche caso anche di colpi sotto la cintura. Ok, ma se è sistematico questo non tenere conto della volontà popolare, prima o poi il conto arriva. L'America avrà tanti problemi, un paese super diviso, i democratici sono convinti che i repubblicani siano tutti dei gangster, i repubblicani sono convinti che i democratici siano tutti comunisti, ahimè nel secondo caso c'è qualcosa di vero. Ok, quindi società super polarizzata, super divisa, però almeno chi vince governa senza alcun dubbio. Qua in Europa non è detto che chi abbia vinto governi e non è detto che tutti abbiano la possibilità perlomeno di dire la loro. Io non sono un super tifoso di J.D. Vance, fra tutte le personalità del mondo trampiano, ammiro molto il suo libro, eccetera, ma io sono un po' più libertario, un po' più maschiano che Certo. ma il suo discorso di Monaco che tu evocavi e dimenticavo prima di raccontare è stato fantastico, con tutti i parrucconi che come una sequenza di Marie Antoniette erano infastidite e dispiaciute per questo discorso, ma come osa questo rozzo americano dirci che da noi la libertà di parola è in pericolo, e come osa, c'ha ragione da vendere a dirlo. Noi abbiamo un problema di libertà di parola e in qualche caso non solo di libertà di parola ma di libertà tout court. Indubbiamente. Uno dei, diciamo, numerosi pregi del tuo libro è che, non è tu, scrivi, non è un libro pro Trump, è un libro anti-Trump, cioè chiaramente contrapposto all'antitrampismo ideologico, soprattutto europeo, ma che fa un'analisi, complessa, no, non bozzettistica del fenomeno Trump. In particolare tu dici: "Ottimo su contrasto al woke e su politiche migratorie che non chiudono gli occhi di fronte, no, a questa emergenza della contemporaneità, come Trump ha anche detto all'ONU, meno in economia". Volevo chiederti di articolare questo tuo giudizio in chiaroscuro, diciamo. Sai, Trump in economia ci fa godere con i tagli di tasse, però il suo Big Beautiful Bill, la sua mega legge di bilancio, si espone a delle critiche che sono quelle che gli ha fatto Elon Musk, che io trovo francamente fondate. Cioè, a che serve a inizio mandato consentire a Musk di avere un dipartimento, alla Milei, motoseghe, eccetera, e poi però subito dopo fare una mega legge in cui ci sono i tagli di tasse, bene, però c'è anche una logica di spesa facile, eccetera. Io capisco che il bilanciamento tra linea antistatalista e linea di protezione
sociale è un bilanciamento sempre difficile per un governo di centrodestra in qualunque parte del mondo. Però occhio, perché se le coalizioni nostre di centrodestra vedono troppa destra sociale e troppo poca destra liberale, a mio avviso poi se ne risente in termini di slancio sulla crescita. Certo, a tal proposito, tu scrivi una cosa, ora parlando invece di nostre cose italiane, che io sottoscrivo in toto e proprio firmo col sangue, e cioè dici al centrodestra, è tempo di correre, non più di camminare. Cioè questa seconda metà di legislatura dovrebbe segnare uno scatto, auspicabilmente in quella direzione, se non libertaria, quantomeno chiaramente liberale che descrivevi tu. Come la vedi? Quanto pensi sia verosimile? Allora, mettiamola così, intanto il governo di centrodestra ha fatto comunque un miracolo in questi 3 anni, questo va detto, perché cioè, tu arrivi a autunno 22, la visione degli altri è ma questi sono appestati, questi sono lebbrosi, ci penserà lo spread, ci penserà l'Europa, ci penserà il cordone sanitario, ci penseranno i mercati, sarà una catastrofe, e invece tu hai 3 anni dopo i conti tenuti a posto, le agenzie di rating che a te ti portano su e agli altri li buttano giù, hai una gestione economica ineccepibile e nella prima metà della legislatura anche delle buone misure sul piano fiscale per i ceti più bassi, perché comunque il cuneo fiscale è stato più tagliato che in epoca Draghi e questo taglio maggiore è stato stabilizzato, e poi c'è stato l'intervento sulle prime aliquote IRPEF che obiettivamente ha ridato almeno un poco del potere d'acquisto che si era perso con l'inflazione. Adesso in questa seconda parte bisogna fare il passo in avanti sulle fasce superiori. Sono in campo 3 proposte. Forza Italia insiste molto bene per l'intervento sulle aliquote IRPEF intermedie. La Lega insiste molto bene sulla rottamazione e ancora la Lega insiste molto bene sulle partite IVA dicendo alziamo ancora la soglia del trattamento flat. Io voglio sperare che queste 3 misure non siano collegate dalla disgiunzione o, ma siano collegate dalla congiunzione e, anche a piccoli passi, anche un primo passetto lo facciamo in questa legge di bilancio e poi nella successiva. Le leggi di bilancio sono pluriennali, però dammi l'idea che il percorso è quello, che hai preso l'autostrada dal lato giusto, poi non sappiamo quanta benzina c'è nella macchina, però dobbiamo andare dritti su quella strada là. Indubbiamente. Senti, ti faccio l'ultima domanda perché so che poi ci devi lasciare. Ho visto che tu sui tuoi social nei giorni scorsi hai proposto un'operazione, diciamo, all'insegna del dialogo socratico, che era anche il metodo che praticava Charlie Kirk, che ovviamente non è solo una questione di metodo, è intrinsecamente una questione di merito, e cioè hai detto sono disponibile a mandare con il mio libro, le tesi del mio libro, quello che penso, in qualunque università italiana, fare qualunque dibattito con chiunque, perché bisogna tornare a confrontarsi sulle idee, possibilmente non sull'odio, peggio sui proiettili. Volevo chiederti, hai avuto qualche responso? Com'è stata la reazione a questo tuo appello puramente liberale e socratico proprio? È un piccolo appello che ho messo online, così come veramente una bottiglia buttata in mare giovedì, e nella sola giornata di giovedì ho ricevuto una enorme quantità di riscontri e di segnali e di disponibilità da nuclei universitari, eccetera. Tra parentesi, molti amici universitari impegnati con la Lega, molti amici legati ad Azione Universitaria, Fratelli d'Italia, altri Forza Italia, quindi anche con grande concorso delle 3 forze di centrodestra e anche altri nuclei di altro tipo. Ora le valutiamo insieme e ovunque sarà possibile, almeno in 2, 3, 4 di queste opportunità, io spero che si passi dall'astratto al concreto. E come sai, non ebbi una bella esperienza 2 anni fa alla Sapienza, e fu l'inizio poi di una serie di contestazioni che proseguirono, ma io penso che noi dobbiamo parlare e continuare a parlare e non accettare l'idea che dei luoghi pubblici siano cosa loro dove loro sono i violenti, i prepotenti, chiunque essi siano.
Indubbiamente, sottoscriviamo e lo giriamo anche ai troppi che relativizzano questa violenza politica. Io chiudo ricordando di nuovo agli ascoltatori e soprattutto auspicando nell'acquisto, perché siamo uomini di mercato, insomma, il tuo Trumpisti o Maschisti, comunque fascisti, in libreria per PM, e ti ringrazio ancora di essere stato con noi. Sei stato squisito, direttore. Buona mattina, a presto. Buon lavoro, a presto.